Allora, la prima domanda riguarda la continuità territoriale. Ci vuole un accordo con il governo, ma l'influenza dell'Europa è stata sinora determinante, vale per la continuità territoriale, così come per gli altri temi importanti, come aspiranti governatori. Come pensate di gestire i rapporti con l'Europa e i suoi uffici? Quali strumenti pensate di poter utilizzare? Prego. Grazie, Massimo Zedda. Grazie, buonasera a tutti, un ringraziamento anche a Sardegna 1 per l'invito odierno. La continuità territoriale è un problema che ovviamente si connette alla soluzione o al miglioramento anche di altri settori, quali il turismo, le imprese, le merci, l'industria. È chiaro a tutti che in un'isola il sistema di collegamento e del trasporto delle persone e delle merci, se non risolto, determina un pregiudizio per quanto riguarda lo sviluppo. Gli elementi sui quali vorremmo fondare l'azione di governo già all'indomani dell'insediamento è innanzitutto un progetto di forte sviluppo delle infrastrutture aeroportuali esistenti per un investimento sulle infrastrutture. Alcuni aeroporti, quello di Cagliari ad esempio, è arrivato quasi a saturazione, può gestire un traffico di passeggeri di 5 milioni, siamo arrivati quasi a gestire 5 milioni di passeggeri. Servono quindi investimenti. Stessa cosa su Olbia, su Alghero invece va rafforzato il sistema di continuità di collegamento con la penisola e con l'estero. L'altro elemento è le connessioni tra le infrastrutture aeroportuali. Connessioni tra le infrastrutture aeroportuali attraverso ferro e gomma. Noi siamo non solo distanti in termini fisici dalla penisola, ma siamo anche distanti all'interno della Sardegna in termini di rapporti e connessioni di infrastrutture viarie, di reti ferroviarie del sistema porti e aeroporti tra loro. L'altro elemento è ribaltare invece la questione che è stata posta circa l'aspetto dell'impossibilità di discutere con l'Europa. Condivido quello che veniva detto prima dalla dottoressa Pisano, di sedersi al tavolo, rinegoziare, intanto sul sistema della continuità marittima arrivare a una legge sulla continuità che manca in Sardegna, e l'altro aspetto è quello legato al fatto di ribaltare la questione, cioè sull'impossibilità di avere un rapporto con l'Europa in relazione al fatto che noi non abbiamo avuto al fianco mai lo Stato in questa battaglia. Non ci crede nessuno che 8 milioni di passeggeri, cioè lo 0, qualche cosa su scala europea, possa intaccare, se aumentato di uno 0, il sistema di rapporto, di libero intervento sul mercato. Grazie. Di altri vettori. Adesso la seconda domanda, la seconda delle 7 che abbiamo previsto. Parliamo di entrate e fiscalità. Il tema delle entrate e della fiscalità, sia essa di vantaggio o no, sono argomenti trasversali a tutte le forze politiche. Quindi quali sarebbero i vostri primi interventi per catalizzare le risorse necessarie alla crescita della Sardegna? Counter Massimo Zedda. Io 20 anni fa ero quasi bambino, quindi non che io non ho molte responsabilità su questo. L'aspetto è che condivido alcune questioni che penso che possano essere portate all'attenzione del governo in relazione al fatto che il governo è un nostro debitore, ci deve soldi, deve a noi sardi miliardi di euro. Su questo mi impegnerò da Presidente a ragionare con tutti coloro che faranno parte del Consiglio regionale, perché non penso che quando si tratti di battaglie che riguardano le risorse di tutti i sardi si possano fare battaglie in solitudine, non cercando la condivisione più ampia possibile di tutte le forze politiche, per pretendere dal governo che paghi. Nel frattempo però lo Stato che fa, da questo punto di vista sono seriamente preoccupato, perché parliamo di entrate di fiscalità e nell'ultima manovra abbiamo tagli come fondi a comuni, sistema della sanità, scuole, trasporto, università, imprese, e sugli investimenti siamo ultimi in Europa con gli ultimi tagli fatti con l'ultima manovra, che significa vanificare ogni e qualsiasi possibilità di lavoro pubblico. Tutto questo, se invece ci sono investimenti in questa direzione, genera occupazione e sviluppo. Quindi intanto attivare un confronto forte e serio, attivare anche lo scontro se serve con lo Stato, perché lo Stato ci deve miliardi di euro che possono servire allo sviluppo di tutti noi. L'altro aspetto è, e condivido quello che diceva la dottoressa Pisano, di intervenire su zona franca urbana, zone economiche speciali e punti franchi, cioè fare ciò che si può fare già da domani se solo c'è la volontà a livello politico
e governando la regione noi attiveremo innanzitutto ciò che è già nelle cose, che può essere attivato già dal giorno dopo l'insediamento in Consiglio regionale. Il governo poi indebita i cittadini e i cittadini di tutto il paese e non paga i debiti che deve a noi. Questa cosa deve essere risolta e stravolta. L'altro aspetto che mi preoccupa molto è l'IVA al 26% proposta dal governo per il 2020, che è altro che politiche di nuove fiscalità. Andare a trovare i soldi in Europa, come abbiamo fatto a Cagliari, investendo centinaia di milioni di euro sui lavori pubblici, è un altro elemento importante. La terza domanda di oggi la domanda riguarda il lavoro e le imprese. Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, compresi quelli che riguardano i contratti a tempo determinato, certificano un mondo del lavoro in Sardegna che negli ultimi 10 anni è cresciuto. Le istanze che arrivano dal popolo dei disoccupati, dai sindacati, dalle imprese chiedono di più. Lo ricordiamo tra l'altro che noi abbiamo raccolto queste domande anche da contributi che arrivano dai social e dalla nostra mail della redazione. Quali sono le iniziative e i settori che potrebbero contribuire in modo positivo sui numeri del lavoro, considerando che l'agroalimentare e il turismo sono oggi due componenti del PIL poco determinanti? Prego. Grazie, prego Massimo Zedda. Il dato indubbiamente fa emergere che a fronte di una crescita degli occupati, però questa crescita è marginale, cioè rispetto a un periodo dell'anno, quello estivo. Una crescita solo del periodo estivo, con contratti ovviamente a tempo determinato, comunque precari, e con un basso livello di qualificazione delle persone assunte. Mentre qual è l'altro dato? L'altro dato è che le persone che partono, lasciano la Sardegna per cercare lavoro, sono giovani con alte professionalità e alte qualifiche. Dobbiamo quindi cercare da un lato di rafforzare, creando ciò che è stato annullato nel corso degli anni, il sistema di formazione professionale, una formazione continua che consenta di mettere al passo con le sfide e l'aggiornamento continuo e costante delle competenze in relazione alle nuove sfide del mondo del lavoro. L'altro aspetto è lo sviluppo. Lo sviluppo non è un'idea che possa caratterizzare un singolo aspetto, o è un'idea che caratterizza l'intera azione in tutti i settori della regione o non esiste. E cioè l'idea di poter fondare lo sviluppo su una monocultura, su un aspetto, su un ambito, certo che ci sono elementi prevalenti anche in Sardegna, questioni che possono crescere come l'aspetto turistico o dell'agroalimentare, ma indubbiamente fondare lo sviluppo solo su alcuni aspetti determina poi il crollo di questa possibilità di sviluppo. Quindi invece l'azione sullo sviluppo e la creazione di occasioni di lavoro deve riguardare la Sardegna in tutti gli ambiti possibili e possibilmente addirittura ricercare settori e luoghi di sviluppo ancora non percorsi, strade non percorse e non esplorate. In questa direzione serve un piano forte di incentivo alle imprese. La Regione non può essere, ma in generale la pubblica amministrazione, con sospetto guardare le imprese, è verissimo questo. Deve invece affiancare, essere di sostegno, di aiuto, soprattutto nella fase di incentivo e nella fase di accompagnamento dell'impresa per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro e nuove opportunità. Grazie. Bene, adesso passiamo alla domanda successiva perché parliamo di formazione scolastica e professionale. I media sardi, e non solo, hanno raccontato in questi anni il grande impegno degli atenei isolani nella grande competizione nazionale sulla qualità dell'offerta formativa. Per quanto riguarda invece sul piano della scuola dell'obbligo ci sono stati degli interventi di carattere strutturale agevolati anche dalle scelte della Regione. Secondo voi il sistema formativo scolastico e professionale regionale va integrato, modificato e se sì come? La parola a Massimo Zedda. Ma intanto approvare immediatamente una legge sulla scuola, sull'istruzione in Sardegna. Noi ci lamentiamo tantissime volte di avere una serie di limiti dati dal non avere poteri sufficienti da esercitare in alcuni settori. In questo caso il problema non è dato da qualcuno che ha bloccato la legge a Roma, ma il problema è via Roma a Cagliari, e cioè nel senso che la legge giace in Consiglio regionale dal 2006 e non abbiamo una legge sull'istruzione che non consentirà mai, se non adottata, di poter generare tutte quelle questioni delle quali hanno parlato altri. La prima cosa è una legge. Altrimenti il dimensionamento scolastico avverrà con i criteri dati dal
dallo Stato, con i numeri dati da altri. Invece noi dobbiamo adottare una serie di strumenti con la legge sull'istruzione di finanziamento, non sono leggi a costo zero, finanziamento per l'edilizia scolastica, è stato fatto in questi anni tanto, anche in assenza di finanziamenti statali, un intervento per quanto riguarda non solo l'edilizia, ma anche il trasporto pubblico. Ci sono ragazzi che impiegano 2 ore e mezza per raggiungere da casa il luogo di studio, 3 ore per rientrare nei casi più eclatanti di distanza dalla casa al luogo di studio. Quanto incidono 5 ore, 3 ore, 4 ore su un pullman in termini di stanchezza per quanto riguarda l'apprendimento nei banchi di scuola? Indubbiamente un intervento su questo settore va fatto all'interno delle politiche sull'istruzione, all'interno di una legge sull'istruzione. Sulla formazione professionale ho già anticipato qualcosa in precedenza. Indubbiamente la qualità della formazione aiuta, ridurre per quanto possibile il sistema che a fronte di un contratto si sostituisce il contratto di lavoro col tirocinio. Il tirocinio va benissimo, ma non può essere una sostituzione, il tirocinio formativo, di un vero contratto di lavoro. Parliamo di sanità. Tutti gli schieramenti in questi mesi hanno avuto qualcosa da dire sulla sanità. Secondo voi, che insomma siete candidati, la riforma messa in campo dall'ultima giunta va bene così? Andrebbe corretta e nel caso come? Oppure cancellata e ristrutturata sin dalla base? E subito a Massimo Zeta. Ho espresso la mia posizione sulla riforma sanitaria più e più volte, non mi convince, non mi ha convinto, perché non è una riforma della sanità e della salute e del benessere dei cittadini. È stata una riforma della rete ospedaliera, tenendo conto che però l'ospedalizzazione, la spesa per quanto riguarda gli ospedali incide sul totale della spesa sanitaria per il solo 15%. Quindi significa che ci si è applicati nel corso degli anni a curare gli aspetti limitati al 15% e non il resto. La verità è che una vera riforma è quella della salute, del benessere dei cittadini, perché ci siano minori persone che si dovranno recare negli ospedali per una prevenzione, quindi una serie di attività preventive per quanto riguarda i controlli gratuiti e sistematici per quanto riguarda la popolazione residente, a partire dalle strutture pubbliche. L'abbiamo attivato a Cagliari con una spesa da parte del Comune per tutti e 1.300 i dipendenti di 5.000 euro per un rapporto con l'ASL. Quindi prevenzione, questo può essere ripetuto a livello regionale e poi esteso anche ad altri settori del territorio sardo, anche privato, e poi costruire la rete ospedaliera decentrata. Noi abbiamo bisogno di presidi perché le persone non si rechino nell'ospedale, ma vengono assistite, curate, e solo nel caso in cui, più drammatico, abbiano necessità di ricoveri ospedalieri debbano andare nei presidi ospedalieri, ma invece debbano essere accuditi con case della salute diffuse sul territorio nei luoghi dove vivono, in modo tale che ci sia un intervento di questo tipo. La spesa sanitaria è però anche stata determinata in termini di tagli dagli interventi del governo nazionale, che anche da ultimo ha chiesto alla Sardegna di tagliare ulteriormente la spesa sanitaria. E ritorniamo al discorso fatto in precedenza: il nostro debitore, perché ci deve miliardi di euro con la vertenza entrate, ci chiede di fare tagli. Paghi i soldi che ci deve, anche gli altri che ci dovrebbe dare, come è stato detto, e poi ragioneremo di una riforma che guardi il benessere del cittadino, non i contenitori, ma i contenuti. Cambiamo argomento, adesso parliamo di urbanistica, coste, PPR e conservatoria. L'urbanistica, lo sapete, è uno dei temi caldi della campagna elettorale, c'è anche il problema della sicurezza legata per esempio al rischio idrogeologico, e le associazioni ambientaliste si chiedono, tra le istanze che abbiamo ricevuto in redazione, quale sarà il futuro dell'Agenzia Conservatoria delle Coste, commissariata da ormai 5 anni. Sono emerse 2 strade, una riguarda l'aumento delle volumetrie per lo sviluppo, l'altra la valorizzazione dell'esistente. Qual è la vostra opinione? Partiamo da Massimo Zeta. Approveremo una legge urbanistica che è indispensabile e necessaria, partendo dalle questioni che sono sotto gli occhi di tutti come indispensabili e necessarie da risolvere, e non sulle questioni che invece hanno sistematicamente negli ultimi 20 anni bloccato lo sviluppo. Nel senso che noi abbiamo una legge urbanistica degli anni 80, governiamo il sistema del territorio e anche le imprese con una legge che è pensata quando l'unica
sistema di mobilità, ad esempio, era quello dell'auto privata. Quindi imponiamo alle imprese, anche quelle nel campo turistico, di avere gli standard di parcheggi come se fossimo ancora negli anni 80. Vanno rimossi tutti questi ostacoli, ovviamente in relazione anche all'ambiente che va tutelato, preservato, controllato, perché l'ambiente in abbandono è pericoloso intanto per i rischi anche legati a alcuni elementi storici della Sardegna, cioè gli incendi, e quindi un ambiente frequentato senza che ci sia consumo di suolo e consumo della risorsa ambientale è indispensabile anche per la salvaguardia dell'ambiente stesso, oltre che delle persone che in quell'ambiente vivono. Una legge urbanistica quindi non a costo zero, una legge urbanistica che prevederà investimenti anche per l'edilizia privata nei comuni, sbloccare le migliaia e migliaia di pratiche che giacciono negli uffici dell'edilizia privata nei comuni, determinando la possibilità di assunzione per gli enti locali tutti, snellendo e alleggerendo il peso della Regione Sardegna, incentivando e agevolando gli enti locali, consentirà di sbloccare migliaia e migliaia di pratiche, assumendo ingegneri, geometri, tecnici, architetti e quanti serviranno per rafforzare gli uffici tecnici per sbloccare sviluppo in tutte le direzioni possibili. Si è ragionato sempre e solo su alcuni ambiti, e invece io penso che la legge urbanistica debba essere pensata anche in relazione allo snellimento delle pratiche con tempistica certa. Parlando di energia, posto che la Sardegna sia una delle regioni più virtuose sulle energie rinnovabili, qual è la vostra posizione rispetto al piano energetico regionale e sul passaggio al metano? Prego, Massimo Zedda. Intanto una politica sull'energia non può non prevedere la quotidianità di vita delle persone che vivono nelle loro abitazioni, nelle persone che vivono nei luoghi di lavoro, e così come delle tante persone occupate nell'ambito dell'intrapresa economica o dell'industria. Quindi la prima azione è quella dell'abbattimento dei costi energetici, altrimenti avremo sempre un costo energetico dato dal consumo energetico attuale. La prima azione è quella legata alla riqualificazione energetica delle abitazioni, stando ben attenti nell'inserire nel piano energetico regionale un adeguamento costante legato all'ambiente, al clima, perché il clima non è un fattore, un clima che sta cambiando, non è un fattore slegato rispetto al consumo energetico. Sappiamo perfettamente che c'è una temperature che stanno modificando anche le culture, anche le questioni dell'agroalimentare. Mi raccontavano amici imprenditori che stanno ormai crescendo frutti tropicali non con spinta grazie a serre o altro, ma semplicemente in modo naturale, persino in Sardegna grazie al cambiamento climatico. Questo determina ovviamente che anche sull'energia si debba fare un ragionamento molto puntuale sugli aspetti del tempo, del clima. L'altra questione che non è slegata da questa è i costi che producono, costi energetici, cioè quelli per l'erogazione dell'acqua. Noi usiamo acqua potabile per tutto il sistema industriale, tutto il sistema dell'agro soprattutto, che assorbe moltissima acqua potabile. Anche lì una riconversione sarebbe molto importante. Per quanto riguarda la chiarezza sui tempi, i due decreti definiscono le azioni fatte dal governo dal punto di vista amministrativo, determinano tempi differenti. Una volta si parla di 2025, una volta di 2030 per quanto riguarda il carbone, quindi anche lì una chiarezza sarebbe indispensabile e necessaria per non avere a gamba all'aria tutto un sistema del successo presente. Il metano ce l'hanno dappertutto in Italia e in Europa. Io non sono d'accordo sulla dorsale, sono d'accordo per l'approvvigionamento e per la riqualificazione energetica. Bene, abbiamo finito il giro di domande. Appello finale per convincere i nostri elettori a casa a votare per voi. Prego, Massimo Zedda. Vi chiedo il voto perché tante delle questioni delle quali abbiamo parlato sono state realizzate nella città di Cagliari ed è dimostrabile verificare anche da parte delle cittadine e dei cittadini che tanti di questi aspetti sono stati portati a soluzione generando occupazione, sviluppo e ricchezza e benessere diffuso. Non significa che sono stati risolti tutti i problemi, non è questa la questione, ma è che l'applicazione costante e continua nell'amministrare è stata rivolta per creare occasioni migliori rispetto al passato. Solo i lavori pubblici che sono stati sbloccati hanno determinato migliaia di operai, maestranze, tecnici, professionalità che rischiavano di perdere il posto di lavoro o imprese che rischiavano di chiudere. I risparmi fatti nei tagli agli sprechi, alla spesa superflua, ha determinato erogazione di nuovi e migliori servizi. Tutto questo farò
in regione nel momento in cui governeremo la Sardegna per i sardi e per le tante giovani generazioni che attendono.